Ormai archiviato dopo 5 anni di indagini, il caso dei 4 ragazzi scomparsi in circostanze misteriose la sera del 15 novembre 2001. Che è successo tra te e Laura? Avete litigato? Buonasera, vorrei vedere la signora Rachel. Mi dispiace, non sta bene la signora in questi giorni. Ho sempre pensato che prima o poi qualcuno sarebbe venuto a cercarmi per questa storia. Sono anni che cerco di scoprire che cosa è successo, ma ancora non sono arrivata a nulla. Sono Laura De Martis. Ascolti, la chiamo perché penso che lei potrebbe aiutarmi a trovare delle persone scomparse. Sono entrata in contatto con la professoressa Ingrid Rachel. Guarda questo, è aperto. Vediamo cos'è. Un giocattolo. Sto cercando ancora una soluzione alla loro scomparsa. Iroxnas. Questo è il nome dell'oggetto che ha provocato tutte queste conseguenze. Per poter liberare chi è stato intrappolato dall'Iroxnas è necessario recarsi nel luogo esatto in cui l'incantesimo si è manifestato. Fatemi uscire! Ragazzi! Siamo qui per tirarvi fuori! Non si preoccupi, finirà ciò che è iniziato per me e per lei, ma soprattutto per loro. Ragazzi, mi raccomando, portate la metà dell'Iroxnas. Marco! Marco! Se ci sei, ascoltami! Dividiamoci. E se tacciamo ogni centimetro di questa carcassa lucente. Ehi! Amico, che succede? Non riesco ad uscire, c'è qualcosa che mi blocca. Cara Laura, credo che la luna stanotte le sarà favorevole. Ehi! Aspettate, sono io qua! Aiuto! Aiuto! Lasciami andare! Iroxnas. Questo è il nome dell'oggetto che ha provocato tutte queste conseguenze.